Prefetto, un ponte tra Odessa, l'Ucraina e Agrigento? Certamente parlare di ponti e parlare di Ucraina è un argomento estremamente attuale, ma io vorrei dire qualcosa di diverso, cioè vorrei sottolineare che ancora una volta Agrigento è una città che produce cultura ancora prima dell'anno della cultura. È una città che produce cultura da tempo, il riconoscimento di capitale della cultura 2025 giunge quindi come appunto un riconoscimento e non un inizio. Sarà un coronamento di un percorso per cui la mostra di oggi non è che un passo. L'arte più popolare del Novecento e anche del 2000 è il cinema, sia pure attraverso le diverse tantissime forme in cui si è andato frammentando, dai tablet alle televisioni, ai telefonini. E il cinema è l'arte che parla a tutti. Ecco, Agrigento anche in questo dice la sua, con una mostra molto interessante su un capolavoro di Eisenstein, La corazzata Potemkin, che ha segnato proprio l'inizio della storia del cinema. Professore Midiri, tra cinema e architettura si inaugura questa mostra in proiezione di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, Odessa Steps, che rievoca anche il titolo di un film. Certo, rievoca un titolo di un film importante, il film di Corazzata Potemkin, Eisenstein, ma rievoca anche tante altre idee che sono fondamentalmente legate al fatto che oggi bisogna fermarsi e riflettere su quello che accade. Il ponte con l'Ucraina è chiaro, anche perché questa manifestazione nasce con l'Università Politecnica di una città ucraina e vuole avere un significato simbolico molto forte di pace, di fratellanza, e ribadendo che la cultura supera tutto, supera le fazioni, supera le guerre, supera le ideologie. È un momento un po' complicato per il nostro mondo, dove purtroppo sembra che questi concetti si perdano e dove gli interessi di tipo ideologico sembrano prevalere. Quindi diciamo che oggi inaugurare questa manifestazione proprio in questo momento storico ha evidentemente per l'Università di Palermo un significato veramente particolare. Parliamo di questa iniziativa dedicata a una mostra importante qui organizzata dal vostro polo universitario territoriale. È una iniziativa molto importante per noi perché dimostra come l'università non sia solo didattica ma anche ricerca e soprattutto come il polo territoriale universitario di Agrigento tenda ponti di ricerca, di fratellanza, di cooperazione a livello internazionale. Questa volta l'Ucraina e Odessa in particolare è il luogo con cui abbiamo teso una relazione abbastanza importante anche in tempi di guerra, perché abbiamo collaborato con l'Università Politecnica di Lviv, con l'Archivio di Stato di Odessa, in maniera così, con degli scambi molto importanti in un periodo molto tragico per loro. E abbiamo studiato la scalinata di Odessa progettata da un architetto di formazione italiana, Francesco Boffo, che per la prima volta di cui abbiamo approfondito per la prima volta la biografia e la storia. E quindi la scalinata di Odessa, che da gennaio è uno delle architetture che l'UNESCO protegge, un bene a rischio internazionale, diventa l'oggetto del nostro lavoro. E questa volta l'architettura si mette insieme al cinema, perché questa scalinata è nota soprattutto per il famoso film di Eisenstein, la corazzata Potemkin, da cui poi prende il nome nella cultura popolare, scalinata Potemkin, e dimostra come architettura e cinema abbiano un collegamento molto forte. Quindi qua ci sono dei documenti di archivio molto importanti che si potranno visitare durante la mostra, che vengono direttamente da Odessa, dei documenti diciamo preziosi che provengono da Storyville e dalla Cineteca di Milano, e quindi diciamo è un godimento per Agrigento che si appresta ad essere capitale italiana della cultura 2025. È un contributo che l'università dà all'interno di questa iniziativa. C'è anche una raffigurazione plastica. C'è un plastico molto importante, sì. Un plastico che diciamo fa vedere non solo la scalinata e il rapporto con il mare, ma anche la città di Odessa, la parte più importante, progettata da questo architetto che si chiama Francesco Carlo Boffo.
La mostra sarà visitabile fino La a mostra è visitabile da oggi fino al 20 novembre e ci saranno anche degli eventi collaterali, organizzeremo anche delle visite per dare modo di conoscere. Avete coinvolto anche il mondo scolastico agrigentino? Sicuramente è coinvolto e sarà coinvolto in questo mese di attività, ma anche tutti gli studiosi che vorranno vedere dei documenti inediti. Presidente Lamendola, una mostra importante, Odessa, che riapre questo ponte fra Agrigento e l'Ucraina, a cui voi come Presidente dell'Ordine degli Architetti avete fattivamente contribuito. Sì, abbiamo voluto supportare, sostenere, patrocinare questa interessante iniziativa del Polo Universitario del Presidente Duzzolino, proprio perché siamo convinti che oggi noi si crea un ponte culturale tra la nostra città, la nostra realtà e l'Ucraina, ma al tempo stesso viene esaltato il rapporto tra cinema e architettura. Ricordiamo infatti che la scalinata di Odessa, dove si svolge la scena famosa del film di Eisenstein, la corazzata Potemkin, è un'opera di architettura del nostro Carlo Boffo, architettura italiana dell'Ottocento, che ha caratterizzato, ha fatto tanti interventi sia in Russia che in Ucraina e quindi ha alimentato in una serie di città come Odessa un aspetto multiculturale, tant'è che Odessa prende il nome da un termine greco. Siamo molto contenti anche perché questa manifestazione cade proprio nell'anno in cui noi celebriamo il centenario della fondazione degli ordini e quindi anche questa si va a incesellare nelle iniziative che stiamo portando avanti durante il 2023.